Buongiorno. Non ti posso più scordare, Villa Rosa, con Ciao il vento Alfredo. e con il sole, con la gioia e con i dolori, che le notti sono chiare e le menuli sono sciori. E tornerò nel mio lontano, con il cuore nella mano, ma tra noi la stessa luna ci avvicina e ci perdona. Porterò con me l'odore del caffè di Ciao Carmelina, Laura. dei cornetti ancora caldi che mangiavo la mattina, con il vento tra i capelli e il colore di un amore. Non per niente porti il nome di un meraviglioso fiore, Villa Rosa. Io ti porto mille cuori come fosse un primo amore, mezzo a tutti sti colori non ti posso più scordare, Villa Rosa, con il vento e con il sole, con la gioia e coi dolori, che le notti sono chiare e le menuli sono sciuri. Isolé, là sur ton île, au milieu de la Sicile, ti ritrovo affascinante, come fossi la mia amante. Buongiorno. Ma che mangi? Ma farda, mi sto facendo venire la fame. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Michele, ciao Michele. Come chiamo a posto? Dove vai? Sto andando con un mio cugino in giro a vedere qualcosa così. Tu che combini? Che mangi? Ma farda, con la mortadella, Ma guarda che la mortadella costa picca e sta per bella. Mannaggia la miseria, mi fa venire la fame, va bene. Quando non mangia ma farda. Non è che c'è caso. Bravo. Poco limone. Buon bestiale. Stamattina io ho negozio. C'era un giovane che si stava impazzendo. No, un bello giovane di mortadella. Stamattina mi ha mangiato un pane, non mi guarda che la mortadella. Da noi è tutto bello, da noi è tutto bello. La mattina scende la chiazza, sente i tazzi con caffè, sente la caffettiera. La mafarda, poi ce la mettesse poco pepe, ti piace il pepe? La mafarda. Ora aspetta, ora Peppe, ora ti faccio il compleanno, non mi chiamare in privato, ora ti faccio gli auguri, un attimo. Mangia mafarda si mangia, ci si fa bene la fame, va bene. Perché? Perché? Ti faccio salutare mio cugino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci ha messo nella mortadella poco pepe e Non ti limone. sento più. Mettici poco pepe e limone in capo alla mortadella. Ti piace il pepe? Un saluto ti mangi. Allora, non so se mi sentite, perché a Michele non lo sentiva più. Allora, non so se mi sentite, La salute.
stamattina, allora, scusate, scusate. Allora, dando buongiorno a tutti, allora stamattina, grazie, buon colazione a tutti, buongiorno a tutti. Calogero, grazie, ciao Calogero, Laura Nicosia, ciao Laura. Allora, invito tutti che noi a Villarosa e penso pure in Sicilia abbiamo la mortadella in Italia più bella del mondo. E hai appena che trasio da un negozio dell'amica mia che voglio salutare, la Laura Nicosia. Ciao Laura, e salutiamo suo figlio che dopo ci facciamo un autografo. Te lo voglio salutare, sicuramente. Allora, un chiauro che si stava morendo. Ho voluto mangiare una mafarda in occasione pure voglio salutare mia commare Antonia Candella che ci piace quando uno si mangia a mafarda. Sì, ti sento. Ivan, ciao amico. Allora, Irene, ciao Irene, buona giornata a tutti. Allora, ho voluto fare, diciamo, la mia colazione oggi, pane e mortadella, che costava picca e sapeva bella, perché ora costa euro, che soldi. Allora, appena sveglio, diciamo, ci abbiamo bevuto la nostra tisana. Dopo le 10 era meglio fare una colazione con amafarda a mortadella, perché è una cosa, una tradizione dalla Sicilia, non so, pure del sud, è una cosa bestiale che il mondo sconosce. Prendere un panino a mattina, camafarda. Ciao Peppe Gallo e la sua famiglia. Angelo Franchino, buongiorno, ciao. Stamattina non lo so se hai visto, ho mangiato, ho fatto colazione con la mafalda, la mortadella, che costava picca e sapeva bella. Ciao Gaetano. Allora, la mortadella era bella, invito che è buona. La mortadella, diciamo, ha un odore spettacolare, invito tutti a mangiare. Allora, ciao Francesca Romano, tanti saluti dal Belgio, Pasquale Cosentino, ciao Pasquale, allora salutiamo tutta la famiglia Cosentino che vive in Belgio, pure Giovanni, Pasquale, ciao Francesca, allora da Belgio salutiamo tutti quelli del Belgio. Io questa trasmissione faccio presente che voglio far star bene tutti i compaesani che sono in Belgio. Infatti ho voluto mangiare per ricordare della nostra terra un panino camavalda. È vero, pure in Belgio ci sarà, ma non è come che capiamo noi. Un pane con la mortadella non è come che di noi, cioè, parliamo di chiaro. Niente. Vi potete contare tutte che volete, io a Belgio ci sono stato. Non c'è una cosa, fanno come si dice, fa che simile, ma non è lo stesso prodotto che abbiamo qua. Allora, il pane con la mortadella è buono, con il chiauro che c'è è bestiale. Stamattina voi non potete sapere, forse avete dimenticato il gusto che aveva. Allora, salutiamo mio cugino Alessandro Guttadauro, ciao Alessandro, Emanuela Piccone, sempre il numero 1, ciao Emanuela, ciao. Allora, Cettina Russo, ciao Cettina, Mauro Matta, ciao Mauro. Voglio salutare Luigi Mazza, buongiorno, il buongiorno stamattina non l'ho potuto postare con la foto, ma l'ho voluto fare pure così. Per tanti sono assillante, ma a me mi fa piacere, sempre vicino, chi vuole vedere, chi vuole che io lo saluto si mette in linea, chi non mi vuole vedere, Facebook al mare grande, davo mare grande, uno se ne vuole ir a spicciare, va spiccia. A me questo non mi interessa, questo è, a me io vado avanti, io vai avanti perché le dirette, far sapere ai concittadini villarosani oppure che ne so a tutti i siciliani che vivono all'estero una tradizione delle belle pietanze che noi abbiamo, a prescindere che non dobbiamo dimenticare un zenzero e limone.
che fanno dei profitti bestiali, zenzero e limone. La bella tisana io l'ho bevuta stamattina, l'ho bevuta sempre stamattina e io dico di berla sempre perché fa bene veramente alla salute. È una cosa eccitante, stiamo a cura come la usiamo, non abusiamo perché abbiamo la sostituzione da dauro. La sostituzione della DAO, non dimenticare. Dopo voglio, allora, Angelo, c'è la mortadella con pistacchio, mortadella con pistacchio. Angelo, ti dico una cosa bella, forse tu l'hai dimenticato, una cosa, stamattina appena che sono entrato dall'amica mia e la voglio salutare, Laura Nicosia, e così voglio fare un po' di pubblicità per quelle di Villarosa, per quelle della provincia, che abbiamo una macelleria dove c'è carne di prima qualità, questo ve l'assicuro io. Eppure ho assaggiato pure Scagio e Metticio Pepe Nero, ci hanno messo lo zenzero, la salsiccia e lo zenzero. Sapeva un attimo che mi sono aperto. Allora, vi assicuro che la salsiccia era buona da Laura Nicosia e oggi ho voluto mostrarvi per i prodotti, la mortadella che mi ho mangiato la Mavalda, che costava picca e sapeva bello. Ciao Paolo, mio cognato Paolo, ciao Paolo, ciao Enzo, mio nipote Enzo, ciao Bacio, Gaetano Balsamo, esatto, Annalisa Luciano, anche, allora, anche facendo la stessa persona da un posto all'altro sarà sempre diverso perché cambia l'acqua e il clima, eccetera. Ok, Annalisa, ciao Annalisa, numero 1. Allora, quello che ho voluto fare stamattina, mangiarmi una mafarda in diretta. Dopo voglio fare un appello che l'ho voluto stamattina. In quanto riguarda se qualcuno, Luisa Di Mattia, ciao Luisa, ho voluto fare un appello in base uno so che talia a televisione per fare attenzione per tutti gli anziani che vengono giornalmente di questi istituti malmenati e dare celignate, eppure questo è badante di dare a cura e di stare attenti ai familiari. Ciao Peppe di Francesca da Borrovè. Umberto Ruolo, ciao Umberto. Con l'occasione salutiamo tutta la palestra di Caltanissetta di Umberto Ruvolo, tutti quelli partecipanti, e vi ricordo per una buona dieta si deve fare pure una buona ginnastica. Si deve fare una buona ginnastica. Antonella Cipriano, ciao Antonella, buongiorno. Allora, Jumping Fitness, allora la palestra di Jumping. Allora, dov'è il correttore automatico? Il correttore mio dov'è? Gaetano, Juping, penso che l'ho pronunciato giusto, la palestra Juping Phoenix. E metteteci un nome italiano, almeno lo leggiamo buono. Lo sapete che è sempre la terza media serata? Ma insomma, l'inglese lo saccio. Allora, Mariella, ciao Mariella, numero 1, salutami Angelo, grazie dei complimenti, buongiorno Mariella. Ciao Mariella, salutiamo pure tutta Villa Priolo mentre che c'è l'occasione. Allora, voglio fare questo. Allora, Jumping Fitness, palestra di Caltanissetta, Jumping Fitness, vabbè, ciao, Paolo di Umberto Ruolo, Antonino Reggiano, si legge Jumping. Vabbè, Jambic. Salutiamo la palestra di Jambic di Umberto Ruvolo. Salutiamo. Allora, metteteci nomi italiani. Se è possibile, metteteci le siciliane, che mi viene buono a leggere. Siciliane. Un nome siciliano. Mettiamo tra parentesi. Ok, abbiamo capito. Allora, e con l'occasione pure a Villarosa voglio fare pure tutti i partecipanti e voglio salutare, come l'ho fatto pure l'altra volta, la palestra di Fisio di Villarosa.
che tutti i partecipanti sono tutti grandissimi amici miei che voglio salutare, di Michele Salvaggio e di Enzo di Indelicato. Irene, non lo so se chiama Irene Indelicato, che la voglio salutare, non so se si chiama Irene Indelicato. Allora, quello che dico io di saltando fitness, saltando. Ok, Gaetano. Allora, eravamo rimasti che io volevo dire per l'appello per quanto riguarda, perché mi do l'opore, perché non si possono vedere filmati in quanto riguardano che si malmenano dei centri, se pigliano i soldi, se pigliano tutte cose. Sono dei professionisti che sai, con un busto di travaglio si fanno ammazzare, qui prendono un busto di travaglio, maltrattano gli anziani. Ieri sera pure, che io l'ho vista già di mattina, non si può tagliare le cose dalla televisione quando ci sono dei filmati che picchiavano gli anziani. Allora, io faccio un appello e non, secondo me e non dare licenza a nessuno, se prima le telecamere non sono collegate con la legge, che devono vedere come vengono trattate. Perché pensare pure pimmine che è diventato pure anziano, non si sanno mai che cosa da vita. Parliamo chiaro, no per me, ma per rispetto pure un domani andiamo avanti. Allora, Patrizio, tu devi dirlo in italiano, corri e cammina è facile. Allora, corri e cammina è facile, corri e cammina. Ok, intanto siamo capito quale parliamo. Allora, eppure per le scuole e per l'asilo nido, per quanto riguarda per i bambini, perché ogni tanto si è una strummola che si vedono ancora dopo tanti solleciti, perché non ci fanno niente. Perché dopo che quando ingagliano non ci fanno niente, la legge italiana purtroppo è così. Se invece facessero scannaliare, ci facessero fare la galera per questi che maltrattano bambini, anziani, dove ci dovrebbero essere degli educatori per quanto riguarda queste persone, questo è una cosa, voglio fare l'appello, questo qua. In sostanza, ora io vi saluto, è stato un piacere aver fatto un buongiorno, una buona colazione con voi, con Mavarda Camortatella. Stamattina, sempre dicendo, non dimentichiamo la nostra bella tisana, la nostra bella tisana di zenzero e limone, sempre, e se possibile, se fa male per qualcuno, usiamo la Dauro. Lillo Clerzo, ciao Lella Clerzo, ciao Lella, buongiorno. Giuseppe Gallo Patrizio, tu devi dirlo in italiano, va bene. Allora l'ho detto in italiano. Sì. Ok. Un attimo. Che sta cucinando? Riso come? Riso come? Riso, oggi si mangia risotto, calamari, risotto con pesce. Allora. Purtroppo siamo così, cara Annalisa, che voglio dire, però uno talmente se le condividiamo, sta appelli, anzi Annalisa, quando tu fai le dirette, fai un appello in quanto riguarda, magari circola la voce, perché non si possono nemmeno più guardare, nemmeno quando io da televisione ogni volta vedo queste cose, uno ci resta male in quanto riguarda che ancora siamo nel 2018 e ancora la vedo quando ce n'erano state. E dopo un'altra cosa, che ieri ho visto pure il programma delle Iene, in quanto riguarda, questa è una cosa, un'altra più pericolosa ancora, ne facevano un'ambulanza della morte, che addirittura c'era uno che lo facevano manco vedere. Questa è una grande, non so se è a Biancavilla,
non mi interessa e lo devo dire, questa è una cosa vergognosa in cui si studiavano per far morire gli anziani dentro l'ambulanza. Più di 50 morti che da besta, quelle che hanno fatto vedere, quelle che sono sospetti, ma va a vedere di tanti anni, quanti anziani, quante persone dentro quell'ambulanza della morte c'è successo. Queste cose sono una cosa vergognosa, le cose che business di sordi che portano a uccidere, a soffocamento, dove ieri restai scioccata e per dire la verità mi votava e mi sputava e non potevo neanche dormire, perché queste cose fanno veramente, veramente male. E fa molto dispiacere che tante persone non possono denunciare in quanto riguarda che si spaventano che ci possono essere ritorsioni in quanto riguarda il merito. Perché se vanno a controllare e se la cosa è veritiera, perché uno deve stare inattendibile come sono io, però come dicono le Iene, ieri il programma dove è successo la cosa è veritiera. Io dico tra il sì e il no, però se la cosa esiste, è veritiera, sta cosa è una cosa grave, grave. Far morire dentro un'ambulanza dove l'ambulanza tu la chiami per avere un aiuto, che succede? Che ti soffocano e fanno dei business per aggiudicare i funerali, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, per questo io dico pure, non mi interessa che ora il 118, la Croce Rossa, ambulanze private non vogliono a nessuno un familiare lì dentro l'ambulanza. Io chiedo e sollecito che qualunque entra in ambulanza deve esistere e sussistere una persona di accompagnamento dentro l'ambulanza. Questa è una cosa che io voglio e se succede in quanto riguarda della mia famiglia, io insisterò a salire sopra l'ambulanza. A prescindere che qua abbiamo delle persone, uno dice fidarsi è bello, ma non fidarsi è più meglio ancora. Perché queste cose che succedono oggi è la cosa più grave al mondo. Sì, Gaetano, per dire la verità, ieri sera non ho potuto neanche dormire, a prescindere che la mattina ho visto chi picchiava gli anziani di qua, di là, dei centri di assistenza agli anziani, dei centri anziani. Però dopo ieri sera hanno fatto vedere alle Iene questa cosa, è la cosa brutta che a qualcuno delle vicinanze limitrofe dei paesi dove vivevano queste persone sono state pure, come so, minacciati di non denunciare i fatti. Si iniettano aria delle vene, però questa è una cosa vergognosa, cara Annalisa, è una cosa vergognosa. Dobbiamo stare attenti, non so dove siamo arrivati. Questa è una cosa che io dico di quelli che hanno fatto e fanno queste cose, non so la motivazione, ma io dico effettivamente che la vita, fino a che c'è vita c'è speranza e c'è, diciamo, la vita è una sola e non lo dobbiamo togliere a nessuno, non lo dobbiamo togliere a nessuno in quanto riguarda, perché nessuno fa male, queste poverine anziane, che tutti dobbiamo diventare anziani. Però sapete benissimo, ciao Laura, signor Franco, buongiorno pure a lei da Palermo. Salutiamo pure tutti quelli di Termini Imerese, Agira e Calascibetta, salutiamo tutti. Allora, ora voglio fare gli auguri a Peppe Iannello. Facciamo gli auguri dopo che abbiamo parlato di tristezza e stiamo attenti alla raccomandazione di mettere le telecamere ovunque dove sono gli anziani eppure dove sono, diciamo, queste ambulanze della morte. Io dico una cosa, denunciate, perché effettivamente non si può far morire delle persone dentro l'ambulanza. Questa è una cosa che ho visto ieri sera, e di stare
occhio, perché c'è una prevenzione. Come? Abbonanza, il dottore, uno cerca aiuto, piglia e ti sderrupano. Boh, non lo so. Ok, ora facciamo gli auguri a Fabio. Facciamo, ciao Ivan. Ciao Umberto, Umberto Guarnieri, ciao Umberto, Loris Domenico Stivala, ciao Loris, Domenico, Aldo Tortorici, Umberto Guarnieri, ciao Umberto, buon lavoro. Allora, ora intanto facciamo gli auguri, se Fabio ha fatto il compleanno, li facciamo a tutte e due, sia a Giuseppe Iannello. Un attimo Antonio, ora vengo Antonio, Antonio Drago, ora vieni. Allora, intanto salutiamo in attesa che spuntiamo gli auguri a Ionella, salutiamo Antonio Drago e Piccolo Sud, il ristorante Piccolo Sud della Germania. Non so dove è la città, ma salutiamo Antonio, dopo salutiamo i suoi figli Federico e Pietro. Ciao Antonio, è numero uno. Salutiamo Piccolo Sud e pure salutiamo pure il nostro amico Dalù Carmelo, pure in Germania. Sì, sono troppo. Allora, un attimo, perché io vedo che i messaggi scorrono velocemente. Ora facciamo gli auguri a Peppe Iannello. Ciao cugino Maurizio e mia cugina Franca. Ciao. Grazie Antonio, pure tu sei numero uno. Quando dopo non vedo quando viene al paese, a bere. Ciao. Salutami i tuoi figli, Pietro e Federica. Pietro ha già imbrevato pure, scrive con Riccardo, il figlio della mia manager Maria Catena Placenti, che voglio salutare, che attualmente sta lavorando. Salutiamo veramente a tutte e due, che Riccardo e Pietro, grandissimi amici. Allora, facciamo gli auguri, facciamo a Giuseppe Iannello. A te, tanti auguri a te, tanti auguri a Giuseppe Iannello, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Giuseppe Iannello, tanti auguri a te. Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Fabio, tanti auguri a Fabio, auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Fabio Alfano, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Giuseppe e a Fabio, tanti auguri a tutte e due, a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Giuseppe, tanti auguri anche a Fabio. Allora, auguri a Fabio Alfano e auguri veramente a Giuseppe Iannello. Dopo facciamo un po' di saluti per gli amici miei, perché attualmente lavorano sicuramente. Ciao Calogero. Allora, Lillo, ciao Lillo Alaimo, ciao Lillo, buona giornata. Allora, vogliamo salutare Ivan di prima, stasera la fai la diretta. E ieri purtroppo sono partito all'improvviso. Sono stato a Cartagirone in sostanza e vediamo, stasera cerchiamo di fare la nostra diretta, stasera, perché ci sono tante cose che domani, vediamo, devo andare pure sulla radio Borgetto, ma domani è San Patrizio, domani c'è il compleanno che abbiamo organizzato con Fabio Tammè,
Vediamo come ci organizziamo. Ok, Ivan, vediamo. Tanti mi dicono che tengo compagnia e io mi fa piacere di fare la diretta, ma pure gli impegni, ci sono impegni personali e familiari, uno deve stare attento perché io, per me è una cosa, un divertimento, una cosa che voglio inoltrare e tante cose, magari ora mia moglie mi asseconda in quanto riguarda le mie dirette, perché è la cosa che mi piace e per far trasmettere a tanti amici che vivono lontani la mia cosa. Ciao Michele, Michele Cravolta. Salutiamo Michele Cravolta, Antonella, Fabio Casi, ti stava nominando. Michele Cravolta, salutiamo Antonella, ciao Antonella, la moglie di Michele, Martina, Giuseppe e Miriam. Ciao. Giacomo Lo Giuro, ciao Giacomino, buongiorno, caso. Fabio, non ti vedevo, ma ti stavo pure salutando, pure che non c'eri, perché sicuramente hai impegni. Salutiamo Fabio, Fabio, Tammè, salutiamo, Fabian, Antoine, salutiamo che sono veramente delle persone squisite, persone che che dobbiamo dire, come diceva Fabio, ci dobbiamo dare la cittadinanza paesana. Allora, dopo vogliamo salutare Stefano, Tina, ciao Stefano, Ivan. Ieri sera ti sei annoiato, Ivan. Allora, Fabio non ti piglia la linea, saluta Camurrice. Ciao, saluta Camurri, assutalo e nisce. Mettete giusto. Fabio non ti prenda la linea. Allora, intanto pure salutiamo mia comare. Ciao Beniamino, un bacio Beniamino. Intanto salutiamo mia comare dal Belgio Antonia e Michelle e i suoi nipoti Marion e Enza e suo figlio e sua nuora Fabrizio e Lorenza. Questi la vogliamo salutare. Dopo saluto Mario e Luigi Biancucci e tutta la famiglia Biancucci. Ora signor Tureggio Biancucci da Torino, che se vuole venire in linea stasera lo aspetto. Vediamo Fabio. Fabio, ciao, solo attacca a morire. Non sa, la linea la lenta, stacca e attacca. Già alle 9 dormivo. Ivan, vediamo, possiamo fare una diretta stasera, ora vediamo. Allora, dopodiché abbiamo salutato la famiglia Biancucci, salutiamo tutta la famiglia Viola, salutiamo la signora Bartoli dalla Francia, il video chiama Teresa, ciao Teresa, ha postato un video in cui faceva la tisana. Cara Teresa, la tisana, ciao Giacomo Principato, buongiorno, Balsamo Calò, ciao, ciao Lillo. Mio nipote Lillo, ciao. Siamo in macchina, non ti prende la linea, non ti prende. Pietro, ciao Pietro, Pietro numero 1. Allora, ciao Pietro. Che stava dicendo? Non scordai che stava dicendo. Non so. Mi sono dimenticato, so che stava dicendo. In sostanza. Ciao Maria Sabella, ciao Maria Sabella. Allora, quello che volevo dire di salutare Tony, il nostro amico Tony da Caserta, provincia Caserta. Tony, se ci ascolti, ti saluto e tutta la tua compagnia. Salutiamo le persone di Gioia Tauro dalla Calabria, tutta la Calabria. Pina Russo, ciao Pina, buongiorno. Marianna Lombardo, ciao Marianna, ciao, buongiorno. Vediamo se ci prende la linea Fabio. In occasione saluto pure il mio amico Tammè. Allora, torna a me, diciamo, Roberto, la sua moglie ed Eric, suo figlio. Salutiamoli, ciao.
salutiamo, non so a chi mi dimentico, no. Salutiamo pure un buongiorno, auguriamo a mio compare Giusy, mio compare Enrico, mio compare Giusy, mio compare Enzo, tanto compare Aio. In sostanza, salutiamo un buongiorno veramente a tutti veramente. Allora, questa è una cosa. Aveva saccato la lingua, allora, vediamo Fabio che dice, caro, se piglia la linea. Niente. Caro Fabio, non ti piglia la linea, non ti prende la linea. Allora, non ti prende, mi dispiace, stasera. Ok, in sostanza salutiamo tutti i compaesani e paesane siciliani che vivono all'estero, questo mi fa piacere. Allora, che vivono all'estero, saluto tutti i miei nipoti, in occasione a tutti i miei nipoti che vivono in Belgio, tutti dalla A alla Z, che vivono in Belgio, che vivono fuori dalla nostra città della Sicilia, quelli che vivono in Sicilia, tutti i miei nipoti. Saluto i miei nipoti, i miei fratelli, tutti i miei cugini, tutti i miei parenti, tutti gli amici. E dico sempre di condividere sempre le dirette, che sono dirette di appello. Lorena Michele. Ciao Lorena, buongiorno. Allora, così voglio salutare tutti i villarosani, voglio salutare tutte le persone che vivono all'estero. Un saluto e diciamo sempre zenzero e limone. E tante pietanze ci sono. Allora, ho fatto... mi scordai una cosa, tante cose che se mi scordo. Allora, ho aperto un gruppo di zenzero e limone, zenzero del mio gruppo. È libero, potete postare, ci fa piacere che ognuno fa le sue ricette, magari particolari, a prescindere caso se sono con lo zenzero e non sono con lo zenzero. Possono essere pure con altri prodotti, messa curcuma, daure, eccetera, eccetera. Che qualcuno magari le vuole postare le buone ricette, le può mettere su profilo del gruppo che abbiamo fatto e ci fa piacere di postare le foto e Commare, ciao, buongiorno, ti ho salutato, salutiamo a Michelle del gruppo, di postare tutto quello che volete, certo sempre a norma, sempre ci fa piacere di postare delle foto delle tisane che fate, magari ci sono tisane che c'è persone che conoscono e quelle che non conoscono, di postare tante cose sul gruppo. Mi sa che mi fa piacere, che ho visto tanti ringraziamenti. Così voglio salutare e dico una cosa. Zenzero e limone fa bene l'umore, zenzero e limone fa bene l'amore, zenzero e limone puoi dire addio al raffreddore. Con zenzero e limone ci guardiamo sempre il Re Leone. Ma mi dice, stai bene? Per essere qua sto bene. Insomma, Kai, questa è la diretta di stare bene, tutti stiamo bene. Fino a che siamo qua stai bene. Dopo ci sentiamo in privato. Sto bene, per essere qua sto bene. Mi mangiai io pane a ma guarda. Paso. Sono qua. Allora, dopo dico una cosa, per chiudere, auguro un buongiorno a tutti, batti le mani, stocca le dita, zenzero il limone per tutta la vita. Se il limone non va bene, prendi la daura che ti va bene. Questo è il motto nostro. Ciao Angelo, salutiamo a tutti, auguriamo un buongiorno. Allora, voglio dire di condividere, perché tanto non vi costa niente. Se condividiamo, perché ci sono appelli che abbiamo fatto tramite per gli anziani e per i bambini. Attenzione, amiamo gli animali, amiamo i cani, non abbandoniamo veramente i cani, come dice l'amico Michele, zio Michele. Ciao, buona giornata a tutti. Grazie Peppe, salutiamo, ci vediamo stasera.